Ed eccoci qui, oggi vi parleremo del Perricone siciliano, anche questo è un antico vitigno siciliano e chiedo subito al nostro maestro sommelier qualche caratteristica, qualche nozione sul Perricone. Ma il Perricone ha delle origini un po' misteriose, ma una storia molto interessante perché gli studiosi non riescono a scendere al di sotto del 1800 per scoprire le origini di questo. Però lo consideriamo autoctono perché in Sicilia è l'unica espressione dove questo Perricone raggiunge i massimi livelli qualitativi. Io a volte Perricone l'ho sentito chiamare Pignatello, è corretta questa? Ah, sì, sì, certamente, perché il perricone esprime la sua massima espressione vegetativa in un terreno rosso, argilloso, dove questo terreno veniva utilizzato per formare le pignatte, le cosiddette, Per la le cottura, pentole sì. per la cottura, eccetera. E quindi prende il Ah, nome Pignatello, lo si di può chiamare anche Pignatello. Pignatello. Perricone o Pignatello, certamente. Il Marsala accoglie il perricone nella sua Ah, allora si fa il componentistica. Marsala con il Si fa il Perricone. Marsala con il perricone insieme ad altri vitigni e quindi ha avuto un grandissimo riconoscimento fino agli anni 60. Poi nel 60 il Marsala è cominciato a scemare e quindi perde caratteristiche anche il pericone. Oggi fortunatamente Viene i nostri rivalutato. viticoltori riescono a ottenere grandi risultati. Amici del gruppo, siamo qui ospiti della cantina Brugnano, un'eccellenza del territorio siciliano. Con noi, oltre al nostro sommeliere Antonino Palazzo, c'è il direttore commerciale Maurizio Gandolfo che ci parlerà brevemente di questa cantina. Sì, grazie. Cantina Brugnano, siamo San Partinico, è una cantina di famiglia terza generazione, oggi guidata da Francesco Brugnano e Peppe Brugnano. È un rinnovamento, diciamo, dovuto dal fatto che gli imprenditori oggi sono molto giovani e quindi dovranno tracciare nuovi sentieri del settore enologico, quindi approcciarsi al mercato in modo innovativo e molto più vicino a un pubblico giovanile che ha cambiato naturalmente anche il suo stile di vita, quindi dobbiamo adeguarci a loro. Attualmente noi continuiamo a parlare del Perricone siciliano. Diciamo che la cantina Brugnano ne fa una versione eccellente. Chiedo qualche caratteristica a Maurizio di questo prodotto. Allora, il Pericone è soprannominato anche il vitigno del contadino proprio perché è abbastanza ostico, è tannini un po' spigolosi. La nostra idea era quella di avvicinarci a un pubblico più giovane e quindi cercare di cogliere la parte più sensibile di ognuno di noi, quindi anche del vino. Abbiamo voluto ingentilire questo Perricone a volte anche un po' bistrattato e renderlo molto più aggraziato e vicino a questo gusto rotondo e piacione dei giovani. E allora stiamo assaggiando il Perricone di Brugnano. Volevo chiedere al nostro maestro sommelier Antonino Palazzo cosa ne pensasse. Ma il Perigone, questo Perigone Labrugnano è riuscito a ingentilire questo vitigno ribelle, spigoloso, rendendo una bevanda, un vino piacevolissimo alla beva, che ti porta continuamente alla beva, elegante e fine nello stesso tempo. Ma io volevo chiederti i sentori di questo calice di vino che hai in mano. Ma a naso c'è subito una sensazione di incenso, di talco, di menta addirittura, quindi è un vino che ti porta, ti invoglia a bere questo ed è corrispondente al palato con un'ottima persistenza. E con che cosa lo abbiniamo questo vino? Beh, guarda, questo è un vino che è versatile a questo punto perché c'è stata una vinificazione ottimale, quindi possiamo avere su un formaggio semistagionato, per esempio, su un tagliere, su una fetta di carne, un taglio fiorentina, per esempio, no? Magari media cottura, non proprio al sangue, ma media cottura, oppure due spaghetti, adesso vi meraviglio, all'aragosta.
Perché no? Interessante. Un vino interessante come questo non può che sposare un piatto interessante come Grazie.